L'arte è un linguaggio, quindi ha sempre una funzione di permettere alle persone di ragionare. L'arte ispira, non spiega, quindi nel momento in cui vedo qualcosa, c'è una situazione artistica, ho la possibilità di riflettere dentro questa situazione quelle che sono i miei pensieri, i miei dubbi, le mie contraddizioni e ne esco con qualcosa in più, con qualcosa che mi dà la possibilità di andare avanti. Dopo 3 giorni di preview ha aperto oggi al pubblico la 58esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia tra i Giardini e l'Arsenale. Alla presenza del ministro Bonisoli, le istituzioni locali, il presidente della Biennale e il curatore della mostra. A Ca' Giustinian si è tenuta la cerimonia di premiazione e inaugurazione. Il Leone d'Oro per la miglior partecipazione nazionale è andato al padiglione Lituania, grazie all'approccio sperimentale e al modo inatteso di affrontare la rappresentazione nazionale, si legge. Una menzione speciale come partecipazione nazionale invece è stata assegnata al padiglione Belgio, che con il suo humor spietato offre una visione alternativa degli aspetti spesso trascurati dei rapporti sociali in Europa. Ancora una volta il Messico è tra i protagonisti, una menzione speciale al partecipante Teresa Margolles per le sue opere definite acute e commoventi, che trattano il dramma delle donne gravemente coinvolte nel narcotraffico del suo paese. Un labirinto non lineare invece diventa la sfida e la curiosità del padiglione Italia. La non linearità, quasi un concetto fisico, no? Dove è un po' sì, il labirinto di calviniana memoria, no? Dove le cose a seconda di come ti accadono, di come le affronti, possono avere sequenze diverse, possono portarti messaggi diversi, quindi questa è tanto un po' la riflessione che mi ha portato.